Ma il problema è che c'è un partito in grave crisi, in una sinistra in grave crisi, dove cresce e crescerà ancora, che si dica e che si argomenti il frutto di Grillo, crescerà ancora. Quell'opposizione. Tu dici che crescerà ancora con questo governo? Scusate, innanzitutto tutti dicevano, anche qui la propaganda o wishful thinking. No, vedrete, se non accettano la profeta di Bersani, chissà quanti dissidenti. Dove sono i dissidenti del Movimento 5 Stelle? Che fine hanno fatto? Quelli che devono essere. Sono ancora tutti lì. E allora è crollato nei consensi, no? Sondaggi. Oggi 25,5%, uguale a quello che ha preso alle elezioni. In più, cosa ha detto Grillo? Campagna elettorale dopo campagna. Ma vedrete che poi faranno il governo dell'inciucio. Cosa hanno fatto oggi dal punto di vista di Grillo? Il governo dell'inciucio. Allora, vedrete che la prossima mossa sarà su Roma, perché quella sarà il candidato sindaco a Roma. La gara per sindaco di Roma, e lì torneranno tutte le contraddizioni, perché uno dei due, destra o sinistra, cioè Alemanno o Marino, non andrà al ballottaggio, e al ballottaggio ci andrà il grillino, e come è successo a Parma, chi ha perso non voterà per l'altro, voterà per